Una campagna di sensibilizzazione sui rischi e le strategie per combattere le malattie cardiovascolari che si configurano come una temibile realtà per le donne esattamente al pari delle patologie tumorali. Il Soroptimist di Agrigento ne ha discusso nel corso di un partecipato incontro dal titolo Si parla di cuore. L'argomento è stato affrontato a partire dalla necessità di ragionare sulla medicina di genere. La presidente del club di Agrigento, Jana Simpanen. Come di consueto il Soro Optimist è impegnato sul terreno sociale e l'iniziativa che noi presentiamo oggi, intitolata Si parla di cuore, si inserisce perfettamente in quest'ambito, anche perché in ottemperanza alle linee guida del Soro Optimist International d'Italia. Si tratta essenzialmente di una campagna di informazione sulla salute e medicina di genere, in particolare sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nelle donne. Questi rischi sono notevolmente aumentati negli ultimi anni e di conseguenza è fondamentale informare la popolazione femminile e rafforzare la nostra conoscenza divulgando tutte le modalità di prevenzione affinché possiamo vivere più tranquille e più serene. Noi facciamo vedere davvero la forza del Soro Optimist, tutti gli interventi, sia l'introduzione alla medicina di genere, sia la presentazione del progetto nazionale Si parla di cuore, la moderazione, le conclusioni e la conduzione del dibattito sono affidati alle nostre socie che sono attivamente impegnate nel campo sanitario. Il nostro key speaker è il dottore Giuseppe Caramanno, il primario della cardiologia del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, quindi ci illustrerà e ci informerà adeguatamente per quanto riguarda anche la prevenzione delle malattie cardiovascolari del sesso femminile. Io sono solo ottimista perché credo nella forza di noi donne di contribuire a cambiare il mondo.